Estorsione alle aziende di Porto Empedocle, gli imprenditori denunciano e scattano 3 arresti. Maxi frode fiscale e contrabbando gasolio allicata, 2 indagati, scatta sequestro. Droga rivenduta agli spacciatori, arrestati 3 poliziotti. Laica azienda idrica dei comuni agrigentini acquistate rami d'azienda di Girgenti Acqua Idrotecne. Rapporto della Caritas, un italiano su 10 è stato di povertà assoluta. L'ANPRM Confartigianato, a rischio in Sicilia 63.000 aziende. Rapporto INPS, un terzo dei lavoratori guadagna meno di 1.000 euro. Al sud 65% del reddito di cittadinanza, al nord 70% degli aiuti Covid. È iniziata la campagna di vaccinazione contro l'influenza stagionale. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo dell'inchiesta su ricatti, pressioni e intimidazioni compiute a Porto Empedocle a danno di imprenditori. 2 di 3 titolari di aziende hanno denunciato. Il nostro direttore Arturo Cantella. Conferenza stampa stamani da parte della questura di Agrigento. Giovanni Minardi, capo della mobile di Agrigento, è intervenuto sulla vicenda che ha interessato la città di Porto Empedocle e le aziende del settore rifiuti, che si è conclusa con 3 arresti, un incontro datato dopo che le notizie erano state già ampiamente pubblicate dai quotidiani nazionali e regionali e nelle televisioni, con addirittura delle interviste ai protagonisti. Nelle giornate di ieri l'appello del capo della mobile è sempre quello di collaborare da parte dei cittadini delle aziende che operano nel nostro territorio, senza che la conoscenza dei fatti avvenga in maniera occasionale da parte di una volante. Sentiamolo in uno stralcio delle dichiarazioni l'ispettore capo Giovanni Minardi fatte stamani. Quindi fondamentalmente quelle che sono le comunicazioni vengono abbastanza sminuite in questa occasione. L'unico messaggio residuale che è stato poco evidenziato sia nei giornali che nelle notizie riportate è quello che riguarda il rapporto che c'è stato tra la Polizia di Stato, la squadra mobile e i commercianti, imprenditori che sono stati interessati a queste investigazioni. In particolare vorrei fare rilevare che le attività iniziano in maniera assolutamente casuale e questa è l'unica pecca di questa attività investigativa, cioè non è possibile che ci siano delle attività così importanti che vengono perpetrate ai danni di commercianti e imprenditori che non vengano immediatamente denunciate, solo per una casualità dovuta al controllo del territorio da parte della squadra mobile. Noi riusciamo ad avere il primo episodio su questa situazione e da lì, di fatto, convocando più di un imprenditore in relazione a questo tipo di problematica, riusciamo a ricostruire una catena di eventi di particolare efferatezza in termini di minacce, in termini di pressioni su alcuni imprenditori, che poi hanno portato all'ordinanza di custodia cautelare. Detto ciò, l'invito fondamentalmente per quanto riguarda la cittadinanza è quello che è la morale di questa storia, cioè nel momento in cui ci sono degli imprenditori o dei commercianti che si avvicinano in questo caso alla squadra mobile, la collaborazione diventa essenziale, diventa vitale, il problema viene risolto, questi soggetti vengono attenzionati e posti sotto la lente di ingrandimento del magistrato, il quale in questo caso, seppur non rilevando la connotazione mafiosa per quanto riguarda questo tipo di minacce e di pressioni, ha comunque ordinato ha emesso la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto. Detto ciò, l'invito è per tutti i commercianti e imprenditori: non aspettate che ci sia un episodio casuale che permetta al personale della squadra mobile di rilevare determinate cose, ipotizzare determinate problematiche e poi, sviluppandole anche con le intercettazioni, definirle in maniera chiara per permettere l'emissione di una misura nei confronti in questo caso di queste 3 persone. L'invito è a
venire alla squadra mobile a discutere di queste problematiche. In qualche maniera riusciremo a trovare la soluzione e, come in questo caso, vi assicuro che le persone che oggi sono state per determinati mesi sotto la pressione di quei soggetti oggi arrestati sicuramente hanno trovato giovamento dalle attività investigative di questo ufficio. I poliziotti del commissariato di Licata, coordinati dal vicequestore Cesare Castelli, hanno arrestato un immigrato dall'Egitto di 22 anni. Lui è entrato in una macelleria nel centro cittadino al culmine di un diverbio, ha minacciato di morte i titolari, 2 macellai licatesi cugini di 23 e 25 anni, e poi si è scagliato contro il 25enne, ferendolo con una coltellata alla coscia sinistra. Ha anche danneggiato il locale. Gli agenti in poco tempo hanno rintracciato e ammanettato l'aggressore, gravato da numerosi precedenti di polizia e in atto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. All'autorità giudiziaria risponderà di lesioni personali, minaccia grave, porto abusivo di armi e violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale. L'accoltellato è stato soccorso in ospedale. La prognosi è di 10 giorni. Maxi frode fiscale e contrabbando gasolio a Licata, sequestrati dalla Guardia di Finanza oltre 1.200.000 euro. Indagati marito e moglie di Licata. Avrebbero commercializzato illegalmente un quantitativo di gasolio agricolo pari a 4 milioni di litri che ha alimentato il mercato di contrabbando per autotrazione. I 2 coniugi licatesi, mediante l'utilizzo di documentazione falsa, tra cui libretti UMA, utenti motori agricoli intestati a ignari agricoltori, fatture false e falsi documenti di trasporto, avrebbero venduto abusivamente e in nero gasolio agricolo a terzi non aventi diritto, evadendo IVA e accise normalmente applicate al gasolio per autotrazione venduto nei distributori di benzina. Sono in corso perquisizioni con il supporto di un pastore tedesco di 5 anni della compagnia di Punta Raisi, specializzato nella ricerca di denaro contante nascosto, cash che si sospetta essere stato nascosto dagli indagati. Furto di gasolio al foro boario di Canicattì. Ignoti hanno svuotato il serbatoio di una perforatrice utilizzata per i carotaggi del terreno di proprietà di una ditta di Favara, portando via ben 100 litri di benzina. Il fatto è avvenuto nell'area utilizzata per il deposito dei rifiuti urbani. A fare la scoperta è stato il personale l'indomani del furto. Immediata la chiamata alle forze dell'ordine, al vaglio dei carabinieri, la presenza di eventuali telecamere che possano aver ripreso il furto. Poliziotti corrotti vicini agli organizzatori delle piazze di spaccio, pronti a cedere droga frutto di sequestri sottratta dal deposito dell'ufficio corpi di reato del Tribunale di Siracusa. Droga sequestrata che, una volta sottratta e ceduta, veniva sostituita nei depositi giudiziari con materiale di ogni genere, come mattoni di terracotta per i panetti di hashish o mannitolo al posto della cocaina. Poliziotti pronti a garantire impunità agli affiliati, rivelando l'esistenza di indagini a loro carico della Procura di Siracusa e della DDA di Catania, comprese specifiche informazioni in merito a intercettazioni, rilevando i luoghi nei quali erano installate microspie delle forze dell'ordine, nonché i contenuti dei verbali di collaboratori di giustizia. Anni di indagine trascinano in carcere 2 poliziotti di lungo corso, Rosario Salemi di 41 anni e Giuseppe Iacono di 58. Ai 2 il GIP ha sequestrato più di 500.000 euro. Arresti domiciliari per la vice ispettrice di polizia Claudia Catania di 54 anni e per un residente annoto non appartenente alle forze dell'ordine Vincenzo Santo Nastaso di 41 anni. Nell'inchiesta della DDA di Catania risulta indagato anche un appartenente all'Arma dei Carabinieri, la cui posizione al vaglio degli inquirenti è sospettato di rivelazione di segreti d'ufficio. Gli arrestati sono indagati a vario titolo per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti e psicotrope e, tra gli altri, corruzione, peculato e falso in atto pubblico. Ieri, 17 ottobre, la giornata internazionale di lotta alla povertà. La Caritas
Caritas nel suo report annuale sottolinea come un italiano su 10 sia stato di povertà assoluta. Il servizio di Lello Casese. Un italiano su 10 al sud vive in condizioni preoccupanti, soprattutto post-Covid, dove la pandemia economica e sociale non è mai finita. Lo rivela il rapporto della Caritas pubblicato ieri per denunciare situazioni da record per la povertà minorile per chi ha una famiglia numerosa di non riuscire ad arrivare a fine mese. Nella giornata mondiale dell'indigenza viene fotografata nel 2021 un'Italia nascosta che non riesce ad arrivare a fine mese, rilevando come il reddito di cittadinanza riesca a coprire meno del 50% di chi ne ha veramente bisogno. Solamente nel 2021 il Paese conta 1.960.000 famiglie in povertà assoluta, che sono il 9,4% della popolazione residente. L'incidenza si conferma più alta nel mezzogiorno, il 10%, mentre scende significativamente nel nord-ovest. Gli immigrati tornano ad essere la maggioranza degli assistiti delle Caritas parrocchiali, mentre uomini e donne per i lavori precari e saltuari entrano ed escono dallo stato di bisogno. Quest'anno con i rincari la situazione è destinata a diventare molto più difficile. Il reddito di cittadinanza, rivela il rapporto, arriva solo al 44% delle persone in povertà assoluta. Il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, intervenendo alla presentazione del rapporto della Caritas italiana a Roma, ha dichiarato: il problema non è soltanto cercare di fare quello che si può, ma bisogna fare quello che serve, quello che si deve, quello che ci viene chiesto, quello che è necessario per rispondere alle tante domande. Per guardare al futuro dobbiamo capire bene il presente, altrimenti ci accontentiamo di alcune enunciazioni, oppure la visione del futuro resta del tutto staccata dai dati reali, ha concluso il presidente della CEI Matteo Zuppi. Caro energia, a rischio in Sicilia 63.000 piccole imprese, allarme di Confartigianato, il rincaro delle bollette e l'aumento dei prezzi di carburante e materie prime potrebbe far saltare 165.000 posti di lavoro. Vediamo. Nessuna impresa chiuda. Però, caro Presidente, ci sono 63.000 aziende che rischiano di abbassare la saracinesca entro fine anno. Non ce lo possiamo permettere. È una situazione insostenibile. Dovete fare presto per trovare delle soluzioni. Gli artigiani, le imprese di questo territorio non possono andare oltre. Sono a rischio anche le nostre famiglie. A rischio le nostre famiglie, ci sono tante aziende che in questo momento non riescono proprio a pagare la bolletta. Assolutamente no. Non riusciamo a pagare le bollette e sappiamo benissimo che dobbiamo per forza pagarle, perché se no non possiamo alzare la saracinesca. E quindi la gestione di un'azienda, di un'impresa, di un commerciante sta prendendo veramente una brutta piega. Appunto, la direzione è quella sbagliata. Quale potrebbe essere la soluzione che anche Confartigianato in questo momento propone? Un tetto al costo dell'energia potrebbe essere una soluzione che ci dia la possibilità di andare avanti nei prossimi mesi, perché arrivare al 31 dicembre in queste condizioni non è assolutamente plausibile. Le aziende la chiamano, soprattutto hanno timore di non poter appunto arrivare al 2023. Sì, panettieri, fabbri, le attività turistiche, tutte quelle aziende energivore che hanno veramente la necessità di utilizzare l'energia elettrica e il gas, che con aumenti che vanno dal 3 al 5 da 3 a 5 volte il costo dell'energia degli scorsi mesi, stanno veramente subendo grosse difficoltà. Futuro incerto per 165.000 addetti, e ci sono anche aziende che chiudono preventivamente. In Sicilia sarebbero 63.000 le aziende a rischio per lo shock economico che vive il paese. La crisi energetica potrebbe oscurare un sistema produttivo in enorme difficoltà che sta spingendo la Sicilia al collasso. Confartigianato lancia appelli, incontra la politica in cerca di aiuti concreti a supporto di una rete imprenditoriale sempre più sofferente, con 165.000 addetti nelle piccole e micro aziende, con un futuro ormai incerto nei comparti maggiormente esposti. Sin da prima delle elezioni i vertici di Confartigianato hanno incontrato i vari candidati facendo una forte azione di lobby e continuando tuttora a incontrare tutte le forze politiche. Oggi scatta ufficialmente un appello però alla deputazione regionale e nazionale affinché nessuna impresa
venga chiusa. Ed è proprio in un momento di crisi così profonda che un'azione di lobby, la strada del dialogo, degli incontri, diventa fondamentale, dove l'importanza del ruolo dei corpi intermedi e dell'associazionismo di impresa non possono non essere vincenti, esprimendo i valori dello stare insieme, del fare squadra, del fare rete. Siamo in una fase molto difficile, dice Daniele Laporta, presidente di Confartigianato Sicilia. Prima la pandemia, ora la guerra, nel cuore dell'Europa, con la sua crisi umanitaria e gravi effetti sulla nostra economia. E adesso che l'associazionismo di impresa riemerge in tutto il suo vigore e assume responsabilità ancora più fondamentali per offrire alle aziende il sostegno indispensabile per resistere a tempi così critici, le famiglie hanno difficoltà ad arrivare a fine mese, molte imprese hanno deciso di chiudere temporaneamente in attesa di tempi migliori. Stiamo definendo insieme ad altre associazioni e sindacati una grande manifestazione per il 7 novembre, data in cui dovremmo avere i nuovi interlocutori al governo. Confartigianato Sicilia, dopo aver avviato lo scorso mese tra i propri associati di tutta l'isola una campagna mediatica, fa adesso appello alla deputazione regionale e nazionale affinché nessuna impresa sia costretta a chiudere battenti, slogan che circola nei siti internet e nei social degli artigianati, delle imprese e delle associazioni territoriali. Intanto stamane ennesima manifestazione statica dinanzi alla prefettura di Trapani. All'ultima sono arrivate all'incirca 8.800 euro di bolletta, quando io ne ho sempre pagato 2.600 la prima, la seconda dopo 10 giorni di chiusura 6.600 euro, la terza ancora non è arrivata, il gas è arrivato 2.900 euro, io pagavo sempre 300 euro. Il problema non riguarda soltanto noi commercianti, il problema riguarda tutti i cittadini, perché noi commercianti, noi panificatori non abbiamo aumentato il pane perché abbiamo rispetto dei nostri concittadini, perché gli stipendi non sono aumentati, però continuando così tra la luce, il rincaro del lievito, il rincaro delle farine è una cosa quotidiana, non possiamo andare avanti. Noi abbiamo sempre pagato le tasse, abbiamo rispettato le leggi, lo Stato ci deve supporto, lo Stato ci deve aiutare, noi la nostra pelle la vendiamo cara, abbiamo figli che mandiamo all'università, abbiamo fatto spese nelle nostre attività, la nostra vita si è svolta da 30 anni soltanto tra lavoro e casa, non abbiamo tolto niente a nessuno, noi la pelle la vendiamo cara questa volta e ringraziano che hanno fatto le elezioni prima, perché se no non saremmo andati a votare nessuno, se non avevamo garanzie per una vita e continuare la vita che abbiamo sempre desiderato e sognato per i nostri figli, non solo per noi. Quindi lo Stato ci deve dare risposte immediate. O lo Stato incomincia a fare lo Stato, quindi fa da datore, investe nel pubblico e recupera le proprie aziende perdute nel corso degli anni, oppure il popolo dovrà ritrovarsi a fare qualcosa perché ormai è un punto limite. Da parte delle attività commerciali di pagargli lo stipendio, allora nelle piazze di Palermo, nelle piazze di tutta la Sicilia, questo governo troverà la più forte e la più incrollabile opposizione. Qual è il motivo? È una manifestazione, quella di oggi, contro la guerra e contro il caro bollette, una situazione che sicuramente sta diventando veramente difficile da sostenere per famiglie, imprenditori, studenti, qualsiasi cittadino siciliano e in particolare nel caso di oggi palermitano, che si trova a dover affrontare appunto i rialzi, gli aumenti nei costi delle bollette che rendono ormai insostenibile tenere aperte le attività, portare avanti la produzione nel caso dell'agricoltura o semplicemente appunto arrivare al fine mese per qualsiasi famiglia. Siamo qui oggi a Palermo per sostenere tutti coloro che più stanno soffrendo questa situazione in città. È una manifestazione appunto organizzata da diverse realtà locali, ma anche partecipata da semplici cittadini stanchi della situazione che chiedono risposte. Quello che abbiamo visto in cambio d'altra parte, almeno nei giorni precedenti alla manifestazione, da parte delle istituzioni più prossime alla città, quindi appunto quelle comunali, è stato invece una risposta abbastanza negativa. Istituzioni che invece che avvicinarsi a un problema veramente sentito dalla popolazione di una città, tra l'altro con tassi di povertà estremamente alti, ha ben pensato di nell'ultimo periodo emanare un'ordinanza per oggi, per chiedere ai commercianti di
non intralciare la strada con i loro locali, come se i commercianti già non fossero particolarmente danneggiati da questa situazione, come se il problema fosse la manifestazione. Ecco, invece noi chiediamo al Comune di evitare di intromettersi in queste situazioni, invece pensare a situazioni veramente serie come quella del caro bollette o come per esempio il caso dell'AMAP, che è un'azienda municipalizzata che al momento sta procedendo al distacco delle utenze per chi appunto non può pagare, e quindi di occuparsi direttamente di queste situazioni e sostenere più che appunto intralciare questi processi di protesta che sono sentitissimi dalla città. Posto dentro una riserva naturale che devasta totalmente l'ambiente in cui è collocato e le persone che vi ci vivono. In Sicilia la cultura della Il presidente dell'INPS a Palermo: al sud il 65% del reddito di cittadinanza, al nord il 70% degli aiuti Covid. Pasquale Tridico, alla presentazione del rapporto annuale dell'Istituto di Previdenza, mette sul piatto della bilancia pure le prestazioni erogate dopo la pandemia. Un terzo dei lavoratori guadagna meno di 1.000 euro, il 22% è precario. Vediamo. Il rapporto che abbiamo presentato alle Camere poco prima dell'agosto di quest'anno è un rapporto che individua un paese nel 2021 in forte recupero in termini di crescita occupazionale e di crescita economica. Segnala tuttavia anche una frammentazione del mercato del lavoro in termini di occupazione, di precarietà e di bassi salari. Riportiamo un terzo di lavoratori che guadagnano sotto 1.000 euro e riportiamo un 22% che è un picco storico di lavoro a termine. Questi sono appunto problemi che riscontriamo rispetto anche a una transizione poi verso l'uscita dal mercato del lavoro, ovvero verso la pensione con redditi più bassi, sempre più bassi. Il fattore di novità, il fattore di investimento oggi offerto dal PNRR potrebbe essere, soprattutto al sud, soprattutto in queste città come Palermo, un volano per risolvere quei problemi strutturali che il nostro mercato del lavoro ha e che abbiamo riportato nel nostro rapporto. Pensioni quota 58, quota 59, opzione uomo allargata da donna a uomo? Ma vedo che tutte queste riforme siano orientate a un principio che mi sembra giusto, ovvero quello di garantire una certa flessibilità in uscita, rimanendo ancorati tuttavia al modello contributivo. Su questo eravamo orientati anche durante il governo Draghi, ovvero appunto cercare di garantire una flessibilità in uscita con l'ancoraggio al modello contributivo. Quindi se si va in questa direzione poi ovviamente la politica deciderà, ma mi sembra che si è abbastanza in linea rispetto a quello che si stava facendo con il governo Draghi. Ma l'opzione donna ha funzionato? L'opzione donna ha avuto un tiraggio rispetto alla platea del 25%. E come reputa questo dato? È incoraggiante oppure basso? È un dato che è stato scelto, diciamo così, da meno di un terzo delle donne. È una scelta, tutti ormai sanno nel modello contributivo che se si va in pensione prima si va con un minore assegno pensionistico. È normale nel nostro modello contributivo, ce lo abbiamo dal 95, l'abbiamo riconfermato con la riforma Fornero, quindi insomma sono i due pilastri del nostro modello. E come tempi secondo lei bisogna intervenire subito oppure? Sono tutte cose che deciderà la politica. Il reddito di cittadinanza, Napoli e Palermo continuano ad essere i due centri in cui c'è il maggior numero di... Mi faccia dire una cosa su questo. La spesa totale dell'istituto nel 2021 è stata di 385 miliardi di euro tra pensioni e assistenza. Abbiamo speso circa 60 miliardi di euro per prestazioni Covid, cassa integrazione, bonus agli autonomi, eccetera. Noi continuiamo a dire che il 65% del reddito di cittadinanza va al sud, ma dimentichiamo di dire che il 70% ad esempio delle prestazioni Covid sono andate al nord. Quindi anche per un fattore di onestà nei confronti di tanti cittadini del sud,
bisogna guardare alla spesa dell'INPS nel suo complesso e non ai 7,6 miliardi di euro che all'anno si spende per il reddito di cittadinanza. Noi siamo lieti e tra l'altro proprio stamattina col Presidente abbiamo deciso di intraprendere delle azioni di formazione fra INPS e Università di Palermo con l'avviamento di master che possono essere dedicate a problematiche della pubblica amministrazione interamente sponsorizzate dall'INPS, quindi è un segnale ancora una volta di grande attenzione per il nostro Ateneo. Per quanto riguarda alcuni aspetti che sono tipicamente purtroppo delle realtà del sud, cioè quelli assistenziali, sull'invalidità civile e sul reddito cittadinanza abbiamo avuto una forte crescita, questo nonostante una ripresa economica che però non ha visto colmare il gap rispetto all'anno precedente, quindi molto probabilmente la lettura è questa, cioè una crescita economica non sufficiente ad assorbire fette di povertà così ampie che si sono purtroppo confermate. Come si confermano sul mondo pensionistico purtroppo una quota molto alta di pensioni ai superstiti, una quota che quasi tripla rispetto alla media nazionale e significa che complessivamente le pensioni in Sicilia sono più vecchie rispetto al resto del territorio, quindi con una proiezione per quanto riguarda il reddito che sappiamo che in buona parte in Sicilia è coperto dal reddito dei pensionati, una prospettiva che sicuramente in qualche maniera rischia di diventare critica. Confartigianato Agrigento organizza un convegno aperto al pubblico in programma venerdì prossimo 21 ottobre dal titolo Il valore delle parole, seminare speranza in tempi di crisi. Un momento di confronto sul periodo particolarmente delicato e difficile tra crisi economica, il dramma della guerra in Ucraina e la pandemia ancora non sconfitta. Vediamo. Il filosofo pontificio Rocco D'Ambrosio sarà ad Agrigento venerdì 21 ottobre all'evento intitolato Il valore delle parole, seminare speranza in tempo di crisi. Il convegno è organizzato dalla Confartigianato di Agrigento in collaborazione con l'ANAP, l'Associazione Nazionale Anziani e Pensionati. Appuntamento alle ore 18 presso la sede di Confartigianato in via 25 aprile ad Agrigento. Le chiedo come nasce e qual è lo scopo di questo incontro. Questi sono degli incontri che abbiamo messo in programma perché desideriamo nel contempo incontrare persone all'interno di Confartigianato e nel nostro programma è quello di fare delle conferenze, se ci riusciamo, una volta al mese, con temi molto interessanti per tutti. Da presidente provinciale dell'ANAP di Agrigento, che faccio parte chiaramente di Confartigianato, io invito tutti voi alla conferenza tenuta da questo sacerdote, professore Rocco D'Ambrosio, nel Salone della Confartigianato di Agrigento, venerdì 21 ottobre alle 18:30, con questo tema molto importante e molto attuale, il valore delle parole, seminare speranza in tempo di crisi. Il professore D'Ambrosio, che parecchie persone non conoscono, risiede a Roma ed è ordinario di filosofia presso la facoltà di filosofia della Pontificia Università Gregoriana di Roma dal 1999. Insegna anche etica alla pubblica amministrazione presso la Scuola Superiore dell'Amministrazione del Ministero dell'Interno ed è docente in varie scuole di formazione politica, insegnando anche in una scuola di italiano per stranieri. Da diversi anni il professore D'Ambrosio ha ricoperto responsabilità diocesane, regionali e nazionali nell'ambito ecclesiale della pastorale del lavoro. Lui stesso, che io ho avuto il piacere di sentirlo solo telefonicamente e mi auguro di incontrarlo fra qualche giorno, ha pubblicato diversi saggi su temi politici. Tra questi evidenzio come pensano e agiscono le istituzioni. Ce la farà Francesco, rivolgendosi al Santo Padre, la sfida della riforma ecclesiale. Il tutto è stato tradotto in italiano, spagnolo ed inglese. Scrive per l'ANSA, Radio Vaticana ed altre importanti testate. Desidero invitare tutti voi a partecipare a questo incontro che ritengo molto importante e attuale. Grazie. Giudizio immediato nei confronti di un imprenditore agrigentino di 48 anni,
DDF, queste le iniziali, con le accuse di maltrattamenti, revenge porn, lesioni e sostituzione di persona. Salta dunque l'udienza preliminare e si va direttamente a dibattito. L'uomo è accusato di una lunga lista di ipotesi di reati, dall'aver colpito con pugni, testate e schiaffi la compagna, provocandole anche la lussazione della spalla, fino a tirarle in testa un portacenere. L'imprenditore è anche accusato di aver diffuso alcune immagini sessualmente esplicite della donna, che sarebbe pure stata iscritta a sua insaputa in un sito per incontri scambisti. Il leader di Sicilia Vera, Sud chiama Nord, Cateno De Luca, nel corso della conferenza stampa convocata a Palazzo Zanca, analizza il fenomeno Messina. C'è il servizio. Gli elettori hanno premiato la politica del fare, lo afferma il leader di Sicilia Vera, Sud chiama Nord, Cateno De Luca, nel corso della conferenza stampa convocata a Palazzo Zanca Messina per analizzare il risultato elettorale. Abbiamo ottenuto, ha spiegato l'ex sindaco di Messina, oltre 500.000 di preferenze, 8 seggi all'Ars, un rappresentante al Senato e uno alla Camera. La scelta di puntare su più liste non ci ha penalizzati, ma ci ha consentito di ottimizzare i risultati. Il nostro obiettivo, ha aggiunto De Luca, non era ottenere più deputati, ma vincere. La prossima sfida riguarda adesso le elezioni europee 2024, su cui contiamo per proseguire il nostro percorso che potrebbe portarci ad esprimere un europarlamentare. Io, se fossi Presidente della Regione, in questo momento nominerei la Giunta subito, perché questa norma che nel 2020 è stata fatta, che prevede il giuramento degli assessori a cospetto del Parlamento siciliano, che non ha alcun collegamento, perché ovviamente il giuramento è una questione di cerimoniale, parliamoci chiaramente. Aver previsto in una norma invece che entrano in carica nell'esercizio delle proprie funzioni con il giuramento, ma veramente è qualcosa di balordo, una delle cose che cambieremo subito. E quindi io, se fossi il Presidente della Regione, intanto nominerei immediatamente gli assessori, perché questa norma, d'altronde, che è una norma di cerimoniale, non è applicabile dal mio modestissimo punto di vista. Ma non c'è un problema di contrappesi tra le scelte che avverranno a Roma, no, in questi accordi, piuttosto che gli equilibri che ci potranno essere a Palermo? Ma certo, abituatevi in questo, che oggi la Sicilia sia ancora più dipendente dalle dinamiche politiche romane, lo avevamo detto in campagna elettorale, e avevamo detto non consegniamo la Sicilia a una ormai non visione, ma una gestione. Il termine è diverso. La Sicilia sarà gestita da Roma, Schifani è funzionale a questo, ed è ovvio, su questo non ci sono dubbi, che le dinamiche anche ora della formazione del governo nazionale incideranno fortemente su Palermo. Vedremo forse il governo in Sicilia, la giunta probabilmente non prima del 20-25 di novembre. Lei ha posto il problema dei rifiuti in questi giorni e farà anche una manifestazione, c'è anche un problema enorme di costi a livello siciliano. Dimostreremo, carte alla mano e denunce alla mano, che abbiamo fatto oltre un anno fa. Vi ricordate le nostre conferenze stampa e le nostre dirette fatte nella città metropolitana, Palazzo dei Leoni? Quello che noi avevamo detto un anno e mezzo fa si è verificato. Abbiamo fatto allora una denuncia cautelativa, qualcuno deve rispondere di questo e soprattutto anche del fatto che ad oggi i comuni siciliani non sono in condizione di fare bilanci, perché la giunta Musumeci aveva deliberato 50 milioni di euro di trasferimenti ai comuni per cercare di attutire l'extracosto, e ciò non è avvenuto. Quindi c'è una situazione delicata che va affrontata immediatamente, e ovviamente non possiamo aspettare i tempi che ha annunciato Schifani, cioè che con calma, perché lui è uomo di legge, rispetta le leggi, farà la giunta. Va bene, ma io già voglio sapere da Schifani come risolviamo il problema, perché comunque la responsabilità ce l'ha lui. Lanceremo la Munnizza Day, la nostra iniziativa forte, dove metteremo in evidenza chi ha politicamente rubato sulla gestione dei rifiuti e chi oggi ha consegnato una Sicilia sul lastrico.
L'AICA, azienda idrica dei comuni agrigentini, ha acquistato i rami d'azienda di Girgenti Acque e Idrotecne. L'Assemblea dei soci di AICA ha approvato la proposta transattiva della curatela fallimentare risalente allo scorso 12 novembre. L'AICA paga l'acquisto di 680.000 euro, dei quali il 25% sarà versato in acconto alla firma del contratto e la restante parte in 12 rate mensili di uguale importo. L'acquisto dei rami d'azienda consente ad AICA di acquisire la proprietà del complesso aziendale in cui rientra anche il personale. Nascerà a Ravanusa il primo impianto pubblico di compostaggio, servirà 26 comuni. Vediamo. Abbiamo mandato in gara l'impianto di compostaggio che si realizzerà all'area industriale di Ravanusa, un iter lungo 7 anni perché il finanziamento già era con il Patto per il Sud, poi aggiornato dalla Regione Siciliana nel 2019. Da qualche giorno l'SRR e i sindaci hanno stabilito che l'ente attuatore dovrà essere il Comune di Ravanusa e pertanto il finanziamento è stato trasferito al nostro ente e ci siamo impegnati con l'assessore regionale all'energia di affidare lavori entro la fine di quest'anno. Un impianto importante per questo territorio perché consentirà non solo di abbattere i costi di conferimento della frazione umida, ma anche di abbattere costi per il trasporto a 26 comuni della nostra provincia. È una scelta importante per tutto il territorio perché sarà realizzata all'area industriale di Ravanusa e noi abbiamo chiesto per realizzare questo impianto che il comune che avrà l'impianto nel territorio e che realizzerà l'opera avrà un beneficio perché saranno notevolmente e ulteriormente abbattuti i costi anche rispetto agli altri comuni della SRR. È Bioscart, il progetto europeo sulla valorizzazione degli scarti di fico d'India a Santa Margherita Bellice. Vediamo. È Bioscart, volto alla valorizzazione degli scarti dell'Opuntia ficus indica, è approdato nuovamente a Santa Margherita del Belice e Roccapalumba, due dei 3 poli produttivi, insieme al sud-ovest etneo del progetto che ha come capofila il Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia del PRS Sicilia 2014-2020 nei 2 centri siciliani. Nelle giornate di sabato e domenica scorso sono state incentrate sull'attività scientifico-divulgativa con il convegno dal tema valorizzazione degli scarti di fico d'India, consuntivo di medio periodo su innovazioni, bioprodotti e nuove opportunità di mercato. Partner del progetto sono stati l'Università degli Studi di Catania, la deliziosa azienda agricola di Laura Bonanno, l'azienda agricola Lucia Bonanno, l'azienda agricola Giacomo Bruzzo. I convegni sono stati patrocinati dai comuni e dagli ordini dei dottori agronomi e dottori forestali delle province di Agrigento e di Palermo che hanno concesso il patrocinio gratuito. Interessanti anche le visite nei campi sperimentali con dimostrazioni in campo e applicazione degli scarti da processi e risultanze agronomiche. Siamo giunti a consuntivo del progetto Bioscart a Santa Margherita del Belice, Roccapalumba, per presentare i risultati di medio periodo del progetto che lascia ben sperare. È una speranza per gli agricoltori soprattutto che confidano in questa nostra attività di trasferimento di processo e di prodotto sul territorio un'opportunità per accrescere il loro reddito di impresa. In un'ottica di azienda multifunzionale, se negli anni 70 si chiedeva sostenibilità di tipo ambientale, oggi la sostenibilità deve essere ancor più di tipo economico ed Bioscart in questo senso è nel solco, i risultati lasciano sperare bene e quest'oggi alla presenza del direttore Cartabellotta, delle massime autorità, spiegheremo al territorio quali sono i risvolti positivi per il futuro e verremo incontro all'esigenza forte e consistente che questo territorio splendido rivolge al parco scientifico e a tutto il partenariato di Bioscart. Abbiamo presentato i risultati del lavoro che abbiamo fatto in laboratorio sulla valorizzazione degli scarti da fico d'India. In particolare noi abbiamo studiato dei frutti che non erano idonei alla commercializzazione del fresco e da questo abbiamo ottenuto diverse frazioni a partire da polpa e un succo, ma in modo particolare poi abbiamo valorizzato anche i semi ottenendo un olio, estraendo l'olio da questi semi, ma poi abbiamo estratto anche un
un concentrato di colorante che può essere molto utile sia utilizzato come colorante naturale ma anche come stabilizzante di altri succhi. Non ultimo abbiamo utilizzato le bucce per un'ulteriore estrazione di composti, ma anche per mandarle poi in ultimo in un impianto di biogas per ritornare poi come digestato, e quello che noi era partito dal campo di fatto è tornato di nuovo come ammendante, come concime naturale. Il fico d'India è il prodotto più importante, identitario per Santa Margherita e di Santa Margherita. Le fico d'India più buone sono proprio prodotte qui, perché le condizioni climatiche da sempre determinano questa qualità veramente eccezionale. Questi sono giorni particolarmente difficili per la nostra comunità, perché proprio lo scorso 30 settembre è accaduto un evento atmosferico avverso particolarmente grave, quindi questo è un momento difficile, però questo convegno vuole testimoniare il desiderio e la voglia di riscatto della nostra comunità, e in questo momento siamo veramente a fianco dei nostri produttori, tutti uniti, e chiediamo anche un raccordo operativo, un sostegno, perché il Comune da solo non può fronteggiare i danni causati da questa calamità. Noi quest'anno, per rispetto nei confronti dei nostri produttori, raccogliendo il sentimento, lo stato d'animo dei nostri produttori, abbiamo ritenuto di non procedere quest'anno alla sagra, ma la sagra è un appuntamento nostro, anche questo una cosa particolarmente bella, perché non è soltanto occasione di promozione del fico d'India, ma c'è un insieme di attività collaterali molto interessanti, anche di natura culturale. Noi, per quanto riguarda il fico d'India, siamo consapevoli anche delle straordinarie proprietà, del fico d'India, non solo come frutto, ma per tutta una serie di derivati, gli estratti secchi, le qualità diuretiche, depurative, antiossidanti dei principi attivi contenuti nel fico d'India. E nella nostra particolare, e questo lo sottolineo, la nostra particolare prodotto che nasce proprio qui a Santa Margherita, nel territorio di Santa Margherita, che da sempre garantisce una qualità eccezionale del prodotto. Oggi è la giornata conclusiva, la giornata clou della Sagra del Fico d'India, dell'Opuntia Ficus Indica Fest. Nell'ambito di questa grande manifestazione, che è proprio incentrata sul frutto di cui oggi parliamo, del Fico d'India, ci sono tanti eventi, e anche il convegno di oggi fa parte di questa bellissima manifestazione, un convegno importante, un convegno in cui si parla di Fico d'India, di tutti i suoi utilizzi anche nell'ambito dell'economia circolare, perché del Fico d'India, come dico da un po', non si butta più niente, non si scarta nulla, forse solo le spine. Malaria curata come influenza stagionale, nonostante la paziente avesse detto e ribadito di essere da poco rientrata da un viaggio in Africa. Il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Agrigento, Stefano Zammuto, ha disposto il rinvio a giudizio di Francesco Ciortino, medico di base, accusato di omicidio colposo nell'ambito della morte della giornalista e insegnante Loredana Guida. La donna, secondo quanto denunciato dai familiari adesso al vaglio del Tribunale, sarebbe deceduta il 28 gennaio del 2020 perché i medici non avrebbero diagnosticato la malattia tropicale che aveva contratto in Africa in un viaggio. A Ciortino si contesta di aver sottovalutato i sintomi della malaria. Si tratta del terzo rinvio a giudizio disposto sul caso. Per la stessa vicenda nei mesi scorsi sono stati rinviati a giudizio pure Gioacchino Bruccoleri, 70 anni, medico in servizio alla Guardia Medica, e Maurilio Castelli, 36 anni, sanitario in servizio al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio. È iniziata la campagna di vaccinazione contro l'influenza stagionale. Arturo Cantella. Ha preso il via da ieri la campagna di vaccinazione contro l'influenza stagionale per la prevenzione della malattia e delle sue complicanze, avviata dall'azienda sanitaria provinciale di Agrigento. Le vaccinazioni vengono effettuate su tutto il territorio provinciale, presso gli studi dei medici di famiglia e nei centri di vaccinazione aziendale. I medici di medicina generale hanno già ricevuto i primi quantitativi di vaccino,
dedicati alla copertura dei soggetti di età pari o superiore ai 65 anni e progressivamente riceveranno le forniture per tutti gli aventi diritto di età inferiore ai 65 anni. Il programma di vaccinazione è rivolto anche ai bambini che hanno compiuto il 6° mese di vita, ai soggetti con patologie a rischio di ogni età, ai pazienti ricoverati in strutture per lungodegenti, ai familiari di persone ad alto rischio, al personale appartenente alle categorie di pubblico interesse collettivo, agli operatori sanitari e di assistenza, al personale operante presso le scuole di ogni ordine e grado, docenti e non, al personale che per ragioni di servizio è a contatto con gli animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani, alle donne in qualsiasi semestre di gravidanza e ai donatori di sangue. Nel corso della campagna è offerta in co-somministrazione con l'antinfluenzale la vaccinazione antipneumococchica e in alternativa nei soggetti già correttamente vaccinati per lo pneumococco il vaccino anti-zoster e la vaccinazione anti-DTPA a richiamo decennale. La circolare ministeriale prevede inoltre, fatte salve le eccezioni specifiche di indicazioni d'uso, è possibile altresì, laddove sostenibile, la co-somministrazione dei vaccini influenzali con i vaccini anti-SARS-CoV-19. Il periodo indicato per la somministrazione del vaccino antinfluenzale va dal 17 ottobre al 28 febbraio 2023, al fine di garantire livelli efficaci di copertura anticorpolari nel tempo, dal momento che il picco di diffusione del virus influenzale si raggiunge nella nostra regione tra dicembre e marzo. La diffusione interumana si può verificare per via aerea attraverso gocce di saliva di chi tossisce o starnutisce e anche attraverso le mani contaminate da secrezioni respiratorie. Il servizio di epidemiologia dell'ASPR raccomanda pertanto, per limitare la diffusione del virus influenzale, oltre che a una buona igiene delle mani, di ben coprire naso e bocca quando si tossisce e starnutisce. Qualora se ne presentasse la necessità, si consiglia l'isolamento a casa dei soggetti con malattie respiratorie febbrili in fase iniziale e il ricorso al consiglio del medico di medicina generale e del pediatra. Domani il Lions Club di Agrigento organizza a partire dalle 10 del mattino una giornata in favore dei volontari di strada e della raccolta del latte. L'appuntamento è al Viale della Vittoria ad Agrigento all'ex Waddan. Tartarughe marine, Calabria e Sicilia le mete più ambite dalle Caretta. Vediamo. Le regioni del sud si confermano anche quest'anno le mete preferite da mamma tartaruga. Il bilancio della stagione di nidificazione premia la Calabria, la Sicilia, la Campania e la Puglia. Anche quest'anno le coste italiane hanno fatto registrare un alto numero di nidi di tartaruga caretta, la specie più diffusa nel Mediterraneo. L'ultimo aggiornamento, risalente alla fine del mese scorso di settembre, parla di ben 126 nidi rinvenuti nell'insieme delle associazioni in campo per la ricerca, il monitoraggio e la messa in sicurezza dei nidi sugli arenili italiani. La campagna Teach Water di Legambiente, dopo il successo dello scorso anno, era stata riavviata all'inizio della stagione estiva, con cui coincide l'avvio della stagione delle nidificazioni. Più di 250 volontari hanno abbracciato la causa di Legambiente, dedicando il loro tempo libero alla ricerca di tracce di mamma tartaruga sulla sabbia, a mettere in sicurezza i nidi individuati e a proteggerli fino alla schiusa dei tartarughini. Il numero dei nidi rinvenuti dai volontari quest'estate conferma che l'Italia ormai sia su una tappa fissa per le femmine di tartaruga caretta che scelgono i litorali italiani, tra questo la Sicilia, per deporre le uova. In particolare sono le regioni d'Italia meridionale ad avere più successo. A tenere la testa della classifica è la Calabria, dove sono stati scoperti e messi in sicurezza 39 nidi, quindi la Sicilia con 35. All'ultimo la Puglia con 14. Meno i nidi accertati nelle aree del centro e nord Italia, 5 in Toscana, 4 nel Lazio e uno solo in Basilicata e Abruzzo. Liguria e Sardegna. L'estate del 2022, pur in flessione in termini di nidi ritrovati rispetto alla straordinaria estate scorsa, quando è stato raggiunto più di 250 nidi, ha fornito un grande contributo di biodiversità per il nostro mar Mediterraneo, dove migliaia di neonate tartarughine sono partite dalle coste italiane alla conquista delle onde
L'aumento dei siti di overdeposizione sulle nostre spiagge, secondo numerosi studi, è legato anche ai cambiamenti climatici che portano la caretta a spostare il loro arenile verso la zona del Mediterraneo occidentale. Ma l'alto numero dei nidi rinvenuti e curati fino alla nascita delle piccole tartarughe è soprattutto il frutto di ore di osservazione, ricerca e monitoraggio da parte degli oltre 250 Tartar-Watchers di Legambiente che insieme ad altre associazioni hanno presidiato le coste turnando di giorno e di notte per tenere sotto controllo i siti di nidificazione, metterli al riparo da tanti rischi. Le uova infatti possono essere preda di animali selvatici, delle mareggiate o possono essere danneggiate durante le operazioni di pulizia meccanica delle spiagge. Per questo i guardiani dei nidi svolgono anche attività di informazione e sensibilizzazione coinvolgendo i turisti, i bagnanti e soprattutto i gestori dei nidi balneari. La campagna Tartar Watchers si è confermata quindi un valido strumento per tutelare le tartarughe marine caretta e più in generale le biodiversità dei nostri mari. Per il secondo anno consecutivo i volontari di Legambiente sono riusciti così a tenere sotto osservazione chilometri e chilometri di costa, tutelando al meglio i nidi di mamma tartaruga e dei suoi piccoli. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.